Non solo l'investitura a Totopennica, non solo la polemica a distanza con il sindaco Piagnucolone, non solo l'apertura del nuovo tratto della statale 640. Nella 2 giorni di Angelino Alfano, domenica e lunedì, nella sua Agrigento, spazio anche alle questioni nazionali che tengono banco, a cominciare da IMU e riforma del lavoro. 2 problemi nell'agenda di oggi del vertice con il premier Mario Monti di quella che ormai è l'ABC della politica italiana, Alfano, Bersani, Casini. Il nostro obiettivo è che ci sia più lavoro e che ci siano più assunzioni, quindi non dobbiamo fare sì che la riforma nasca contro quelle categorie che dovrebbero fare le assunzioni. Per essere molto concreti, chi fa le assunzioni le fanno gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori agricoli, li fanno gli industriali. Tutti costoro fanno assunzioni. Se il provvedimento apparirà contro di loro perché complicherà le procedure invece di semplificarle, noi non avremo agevolato l'occupazione ma l'avremo complicata col rischio che nasca disoccupazione. Non mi sembra un discorso di cattivo senno, ci sembra un discorso di buonsenso tendente ad approvare la riforma. Il Presidente Monti è persona di buonsenso che ha sempre messo tutto se stesso nel trovare un punto di equilibrio anche tra opinioni differenti e quindi speriamo davvero che anche in questa circostanza si trovi un punto di sintesi, anche perché bisogna tenere conto che alla fine siamo tutti al lavoro per l'Italia. Sul fronte interno Alfano non esclude un ritorno al dialogo con Grande Sud di Gianfranco Miccichè e a tal proposito le candidature di Pennica d'Agrigento e di Paola Sciacca, entrambe sostenute dai 2 partiti, possono rappresentare un importante viatico. È un qualcosa di importante questa alleanza perché riannoda i fili di storie che sono state comuni, perché Grande Sud viene essenzialmente dall'esperienza di Forza Italia e quindi è un bel segnale, un segnale importante.